Cari amici, scuserete la voce che non è proprio l'ideale per parlare in televisione, ma adesso vi spiego. Vedete alle mie spalle un bellissimo treno, di quelli nuovi, veloci, di quelli bellissimi, l'orgoglio delle nostre ferrovie. Sì, provate a prenderne uno in una qualunque domenica pomeriggio e andate da Mestre a Firenze. E provate a viaggiare stipati come sardine, insieme a gente, turisti, che ha ciascuno due enormi borsoni, due enormi valigioni, trolley, per cui non c'è spazio nemmeno per respirare. Ma in più provate a fare metà del viaggio senza l'aria condizionata, mentre fuori ci stanno 38 gradi e dentro, a furia di respirare, perché purtroppo gli umani respirano ancora, a furia di respirare siamo arrivati a 40, 50 gradi, non si sa. Poi all'improvviso, come se fosse stata toccata da una fatina, l'aria condizionata di quel vagone comincia a funzionare e comincia a funzionare talmente bene che dopo un quarto d'ora eravamo tutti così, senza voce, perché ci si era ghiacciato il sudore addosso, perché improvvisamente siamo passati da non so quanti gradi, 35, 40, quello che era, a 18. E alla richiesta, scusate, ma non si può modulare quest'aria condizionata? No, è tutto automatico. No, non si può toccare. Scusate. Abbiamo speso, spendiamo fior di soldi per mantenere tutta quella gente e tutto quel carrozzone e non si può, oltretutto, vedere che dentro un treno pieno stipato così ci sono soltanto due persone che vanno su e giù, mentre orde di civilissimi turisti si spidocchiano a uno l'uno con l'altro come se fossero oranghi. Insomma, la vogliamo finire, ma vogliamo fare in modo che almeno il biglietto da visita dei treni, non per noi cittadini che siamo ormai abituati al peggio del peggio, ma per gli altri, sia almeno un minimo civile. Non ne possiamo più, e scusate la voce.